Assolutamente, contro un grandissimo Chieti, io non lo nascondo. Tu ex Chieti. Assolutamente sì, e sono ancora molto legato a questa gente e soprattutto ai ragazzi della curva che oggi sono stati incredibili, quindi faccio i complimenti a loro. Conservo un grande ricordo di loro. La partita, io sono molto contento della prestazione della squadra perché era questa la partita che dovevamo fare. Abbiamo avuto, se non sbaglio, prima del nostro gol un'altra azione a tu per tu col portiere con Sparvoli. C'è stata una gran parata, sì, una gran parata del portiere, però la squadra ha fatto quello che doveva fare, quindi sono contento della prestazione, andiamo avanti a testa alta così, accettiamo il verdetto del campo, quello che è successo, anche se sono arrabbiato perché succedono delle cose che non c'è coerenza, solo questo, perché o si dà la possibilità agli assistenti di intervenire sempre o non gli si dà la possibilità di intervenire, e questa cosa ce la devono spiegare, perché ci sono stati degli episodi in passato dove hanno visto e potevano intervenire e non sono autorizzati a farlo, e oggi sono stati autorizzati a farlo, quindi non lo so, c'è poca chiarezza da parte di chi ci deve far capire come funziona questa cosa, ma va bene così.